Il referendum per la separazione di Venezia e Mestre è legittimo, l'ha dichiarato il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR del Veneto del 14 agosto 2018. Una sentenza importantissima, spiega il portavoce del Comitato 25 aprile, che nel suo statuto riconosce proprio l'importanza di avere due distinti comuni autonomi. È fondamentale perché da un lato ristabilisce la gerarchia delle fonti, ovvero la preminenza della Costituzione sulla legge che ha istituito la città metropolitana. Da un altro lato è fondamentale perché invito tutti a leggere le motivazioni. Praticamente il Consiglio di Stato sottolinea come il ricorso portato avanti dal Comune di Venezia e dalla città metropolitana sia stato un ricorso teso a impedire ai cittadini di esprimersi sull'assetto del loro comune. Terzo luogo, questo ricorso infondato e fatto da consiglieri eletti dal popolo per non far votare i cittadini ha comportato spese e perdite di tempo e quindi noi invitiamo con forza a capire che è tempo di avere due comuni separati con una loro identità e dignità, due comuni che all'interno della città metropolitana sarebbero due tra 44 comuni, quindi non si vede perché ci debba essere il comune di Torre di Mostro, di Quarto Valtino, di Stra, ma Mestre non abbia la sua dignità di comune. Entusiasta uno dei principali promotori del referendum, Marco Sitran. L'importante non è primeggiare, ma l'importante è lasciare anche alle future generazioni un territorio meno desolato di quello che ritroviamo adesso. La divisione del Comune di Venezia e ridare dignità a due città vuol dire innanzitutto rinnovare un territorio devastato e soprattutto offrire a Venezia la possibilità di ottenere uno statuto speciale che la può salvare da questo turismo devastante e dai tanti interessi economici su Venezia che hanno sicuramente negato residenza ai cittadini. Da qui un messaggio per il governatore Zaia e il sindaco Brugnaro. A Zaia il fatto che non abbia appellato con noi una sentenza davvero assurda che negava i poteri che la Costituzione attribuisce alla Regione la dice lunga sulla volontà di Zaia di portare avanti le istanze autonomiste. Zaia non ha mai amato Venezia e questa è la dimostrazione più lampante. Riguardo a Brugnaro, Brugnaro è stato eletto grazie ai voti dei referendari insieme alla Lega, il giorno dopo si è rimangiato la parola, ci ha definiti 4 sfigati, ha fatto 6 ricorsi al TAR, non ho altri commenti da aggiungere.